sono medico della Polizia di Stato e sono dirigente nazionale del CONSAP, che è un sindacato autonomo di polizia che sta appoggiando le nostre iniziative sul territorio nazionale. Con i colleghi abbiamo lavorato molto anche per la raccolta delle firme, anche in emergenza, perché si è trovati sempre, come costantemente accade, nell'ultimo momento mancava qualcosa da sistemare, quindi il problema del Veneto, questo è il problema un po' di tutta quanta Italia, lì dove abbiamo potuto abbiamo dato un grosso aiuto. Volevo dire due cose fondamentali. Noi lavoriamo molto sul problema dell'handicap, sia dal punto di vista sanitario e assistenziale che come ricerca. Abbiamo iniziato a lavorare alcuni anni fa, stiamo realizzando delle cose abbastanza importanti relativamente anche all'organizzazione di strutture di accoglienza per disabili. Non abbiamo avuto nessun sostegno da parte dello Stato in passato e abbiamo deciso di recuperare strutture tolte alla malavita organizzata. Il primo passo già realizzato è in Campania, già alcuni anni fa a Casal di Principe, dove personalmente ho ottenuto la struttura della casa di Sandokan, il capogruppo dei casalesi. Abbiamo ottenuto le altre strutture, anche gli altri familiari, tutti quanti poi arrestati, e sono strutture gestite dai nostri agenti di polizia e dall'Arma dei Carabinieri. Questo progetto è nato nella disperazione delle famiglie. Nelle nostre caserme abbiamo e continuiamo ad assistere i figli dei poliziotti con gravissime problematiche, spesso bambini affetti da encefalopatie, molto spesso legati anche alla somministrazione di vaccinazioni fatte non correttamente. Assistiamo le nostre famiglie, assistiamo i ragazzi, non ci siamo tirati indietro. Personalmente ho partecipato a diverse inchieste parlamentari su incarico anche delle massime autorità del Ministero dell'Interno, pure all'impoverito 2005-2011, dove si confermava la grossa probabilità, poi confermata dalle indagini con il progetto Simimo gestite dal Ministero della Difesa e dal Ministero della Salute, dove non era tanto l'uranio ad essere coinvolto in questa realtà, ma delle vaccinazioni fatte ai militari fatte in maniera non controllata o in sovrasomministrazione. Tutto questo è avvenuto nello Stato, ci sono le grandi silenzio stampa, come anche l'ultima commissione d'inchiesta parlamentare è stata negata l'informazione dei grossi media, che è una cosa molto grave, perché sono migliaia di soldati morti, affetti da tumore, morti nel silenzio e monitorati dal Ministero della Difesa anche successivamente. Abbiamo scoperto in quest'ottica di avere di fronte la grande piovra delle multinazionali, la grande piovra delle case farmaceutiche che devono gestire tutto e tutti, corrompendo chiunque. Noi speriamo tantissimo nel progetto di Maurizio, che è stato abbracciato dal partito Valore Umano, partito in quale mi sono schierato completamente, ufficialmente, anche come sindacato di polizia. Ci daremo una mano reciprocamente, non c'è nessuna promessa di nulla, non ci sono promesse di carriere, di soldo, non c'è nulla, però siamo disposti ad andare avanti senza tirarci certamente indietro. Abbiamo le nostre famiglie che ci seguono, saremo disponibili con la popolazione se riusciremo a organizzare un coordinamento sanitario efficace. Abbiamo dei progetti da realizzare in campo nazionale per ridurre la spesa pubblica in campo sanitario. Ci sono tante iniziative non aleatorie ma già operative sul campo. Un'altra cosa che vorrei comunicarvi è che nel grande progetto sociale del Partito Valore Umano c'è un grande spazio anche per quelle famiglie che sono state abbandonate da molti anni. Mi riferisco a quelle famiglie che hanno un ragazzo con un portatore di handicap dentro, dove all'uscita dalla scuola, a compimento del 18° anno di vita, sono abbandonate dallo Stato, non sanno dove andare, non sanno cosa poter fare. Noi vorremmo soltanto realizzare l'applicazione della legge 104 affinché la continuità assistenziale e formativa, iniziata con la scuola, continui successivamente. E in questo caso lo Stato, le regioni, le province e i comuni hanno l'obbligo e il dovere di assistere queste famiglie a livello formativo e continuativo. Il nostro piccolo, nella realtà del Casalese, abbiamo ottenuto queste realtà, abbiamo dato la possibilità anche di assumere in un contesto limitato territoriale 13 persone a tempo indeterminato, quindi soltanto con i contributi che i comuni versano singolarmente
per ogni soggetto. Noi siamo riusciti con l'assistenza per un soggetto di recuperare 3 soggetti, quindi senza speculazioni e senza ipocrisia legata naturalmente ai clan o alle mafie locali. In Campania c'è una grande realtà mafiosa anche nell'assegnazione degli appalti. Sappiamo perfettamente che il 20% dei finanziamenti regionali, e qui il governatore della Campania ne sa qualche cosa, del PD, finiscono nelle tasche dei malavitosi. Con noi non sono stati in grado di farcela perché siamo sbirri e certamente non siamo quelli del sistema, e quando hanno fatto queste proposte le abbiamo portate con la manetta dentro. Quando si parla di Terra dei Fuochi, penso che molti di voi siete informati su questa realtà. Non è una realtà nata dalla protesta dei signori Saviano o personaggi che amano fare lo show, è nata da noi sul territorio. Abbiamo coinvolto tutti tranne 3, quindi parliamo di manette che sono scattati i polsi, come tutti i familiari di questi signori mafiosi sono finiti in carcere. Ricordo quando ho ottenuto la casa del capoclan Sandokan di Schiavone, che ha all'attivo oltre 30 omicidi, un personaggio molto particolare. Abbiamo creato un'associazione di copertura, inizialmente la Forza del Silenzio, qui si è creato questa partenza iniziale ed è partita dal mio ufficio di polizia in Toscana, a Firenze, con colleghi della squadra mobile e della procura di Caserta. Ebbene, quando abbiamo ottenuto questa casa, perché c'erano anche implicazioni amministrative e politiche da certo livello ministeriale, il capoclan, mediante la moglie, che poi è un insegnante di sostegno, ci ha fatto pervenire un quadro di archivio perché il capo era onorato che questa casa fosse stata data al dottor Montinari come sbirro, perché è uno sbirro che cura i bambini. Quindi il concetto è questo. Noi abbiamo realizzato in silenzio, ci siamo rifiutati di vedere la vetrina dei vari personaggi politici, tipo la signora Bindi che è passata, non l'abbiamo gradita, cioè noi siamo poliziotti e carabinieri, non vogliamo chiacchiere, noi siamo sul territorio e vogliamo operare. Il problema dei fuochi, il problema dei tumori è stato documentato sul territorio ed è partito dalle nostre indagini, dalla coltivazione finanche delle zucchine come test per la diossina, perché la zucchina assorbe materiale tossico, denunce fatte alla grande, individuato finanche i terreni dove sono stati depositati camion carichi di rifiuti tossici e ricoperti, dove oltre al rifiuto tossico c'era anche la speculazione e la truffa per il furto dei camion. Quindi c'è tutta un'organizzazione che funzionava, diciamo, a livello meticoloso. In parte siamo riusciti a mettere un freno. Però vi dico anche un'altra cosa, la mafia, la grande mafia, parte anche qui in questa regione. Nel Veneto ci sono grosse componenti mafiose, ci sono in Lombardia, ci sono nel Piemonte. Abbiamo seguito i traffici delle grandi aziende, anche alcune aziende del Veneto, che smaltiscono rifiuti tossici nel sud. Quindi cosa voglio dire? Dobbiamo essere uniti, noi siamo una presenza sul territorio. Mi piace il concetto del partito Valore Romano, mi piace la moralità con cui si sposta, siamo completamente d'accordo, però soltanto con la grande unione. Io parlo qui non a mio nome personale, ma spinto dai miei colleghi poliziotti. Sono colleghi che stanno appoggiando l'iniziativa, mi hanno spinto a continuare l'iniziativa, a non mollarla assolutamente, ci siamo già organizzati su non siete soli, non è soltanto il gruppo dei genitori, delle famiglie che appartengono ai clan che sono sul territorio e che a volte sono anche disorganizzati e abbandonati. Siamo operativi, siamo una rete, non dico militarizzata, che sarebbe un eufemismo, però siamo organizzati, ecco, organizzati dove se parte un ordine viene eseguito e nessuno chiede troppe parole, sono fuori posto, dobbiamo riportare la legalità. Mi piace il programma del Partito Romano che è riferito alle forze dell'ordine. Noi siamo stati maltrattati, bistrattati, umiliati. Io lavoro sul territorio, ora sto in giacca e cravatta, abitualmente sono in uniforme e siamo di notte a fare l'antidroga, siamo negli ordini pubblici a buscarci manganellate, sputi, pietre e dobbiamo
stare in silenzio, perché fare una carezza ad un personaggio del genere ci costa anche penalmente da parte di qualcuno. Cioè io da medico di polizia sono costretto a formare i miei agenti su come intervenire fisicamente per evitare di trovarsi di fronte ad una situazione penalmente perseguibile. Cioè tu devi riuscire ad applicare le conoscenze delle arti marziali nell'ordine pubblico e nel fermo di una persona. Questo non è accettabile quando un magistrato ti deve inquisire perché tu hai fatto il tuo dovere di poliziotto, e questo non va assolutamente bene. Non sappiamo come andrà a finire con i signori che vengono da oltre Mediterraneo. Noi abbiamo documentato le presenze di molti pregiudicati. Personalmente ho partecipato a interventi sul territorio meridionale, in Basilicata, ho lavorato nei campi di accoglienza come funzione di polizia e come sindacato siamo operativi. Abbiamo osservato l'importazione di pregiudicati, di gente che veniva dalle carceri dell'Africa del Nord, e conoscendo l'ambiente anche musulmano, i tatuati sono soggetti impuri, l'impuro esce dal carcere. Come anche visitando queste persone, perché noi li visitavamo questi personaggi, poi ci hanno vietato di fare questo affidando alle cooperative rosse l'assistenza di queste persone, e quando arrivavano i cicatrici trasversali sull'addome indicavano che in galera si sono rifiutati di essere sottoposti alla sodomizzazione. Cioè queste sono pratiche musulmane, sono pratiche civili, e non dimentichiamo neanche che il Movimento 5 Stelle è appoggiato grandemente da una politica iraniana che cerca di vedere il trasporto in Italia, l'inserimento dell'economia delle banche iraniane islamiche. Quindi occhio a quello che sta per succedere, dobbiamo cercare di riportare la italianità, difendere le nostre frontiere, e se dobbiamo tutelare il nostro popolo, la nostra patria, possiamo farlo con civiltà e dignità. Diceva Pasquale Luca precedentemente, aiutiamo questi popoli nei loro territori, evitiamo di importare la malavita organizzata. Il problema dei nigeriani, eravamo a conoscenza da anni dei nigeriani, abbiamo parlato, trasmesso, comunicato, ma è così difficile mandare a casa un personaggio del genere. Siamo bersagliati da una politica che ci ostacola. Noi gradiamo essere tutelati, dico soltanto lasciateci fare il nostro lavoro e vi riportiamo le cose in ordine, dateci la possibilità di intervenire senza essere noi perseguiti per aver tutelato il cittadino.